Amici del canale RCM, buongiorno a tutti, benvenuti a un nuovo appuntamento con l'arte e con la musica e oggi abbiamo un ospite veramente d'eccezione. Ho avuto il piacere di conoscerlo per adesso solamente telefonicamente, ma adesso lo conosciamo in video e poi presto vorrò conoscerlo anche di persona. Abbiamo, signori, niente proprio di meno che Gigi Sanna. Buongiorno Gigi! Ciao, buongiorno a voi, ciao Maurizio. Carissimo Gigi, ma che piacere conoscerti, questo è molto molto bello perché tu sei un pezzo di storia della Sardegna e sei un ambasciatore, come ti hanno definito, premiato, ambasciatore dei sardi nel mondo. Questa è una cosa molto molto importante perché porti avanti la nostra cultura. Soprattutto, se non sbaglio, tu inizi con una cultura agropastorale di famiglia. Assolutamente sì, noi siamo di estrazione agropastorale, nel senso che tutti i miei avevano dei terreni qua, dove ora ci sono anch'io, logicamente perché c'è una continuità generazionale e quindi il tutto è nato appunto dalla campagna, perché la musica senza la campagna non potrebbe esistere, quindi assolutamente è la mia musa ispiratrice, la mia linfa vitale, è quello che appunto mi dà la forza e la gioia, la voglia di scrivere comunque le canzoni e comporre con i miei amici. Tanto è vero che la sala prove per scelta è nell'ovile, cosa che sicuramente neanche i Bellissimo. Beatles avevano a suo tempo. Ci puoi contare, ci puoi contare. Ecco Gigi, come nasce la tua passione per la musica? Ma la mia passione nasce appunto da tutte quelle persone che durante le mie notti in campagna mi hanno fatto conoscere, quindi da mio nonno, dai miei zii e tutto, mi facevano conoscere i poeti estemporanei del tempo, quelle persone che erano dei saggi di montagna, delle persone che senza aver studiato, senza essere andati a scuola, comunque conoscevano Dante a memoria, improvvisavano di poesia, l'Iliade, l'Odissea, insomma, quelle cose che vai a raccontarle oggi e dicono è impossibile, invece prima era possibile perché? Perché l'ovile era una fucina, l'ovile era appunto una casa di racconti, una casa culturale, dove chi non sapeva leggere e scrivere ascoltava chi magari aveva avuto la fortuna di andare a scuola e quindi di aver imparato a leggere qualche libro di testo. Da questa cultura però loro facevano carta assorbente e quindi si ricordavano tutto perché c'era una memoria sviluppata incredibile, perché se tu quando ti mancano determinate cose anche nel tuo intelletto, sei talmente avido di conoscenza che prendi e non vedi l'ora appunto di imparare anche tu e di essere al passo con loro, mi stai capendo? Ecco perché poi Certo. tutto nasce dalla nostra poesia, dai vari Zizi, Masala e Pazzola di ora, per arrivare poi a prima, a Pirastro, a Cupeddu, a tutti i poeti che comunque hanno segnato l'epoca, a Gavino Contene di Siligo, insomma quelle persone che per me sono state comunque una pietra miliare nella mia cultura musicale. Bello, bello veramente. Ecco, tu fai un genere, diciamo, un etno. Ecco, aiutami tu, definiscimi un attimino la tua Ah, musica. guarda, hai definito benissimo, etno pop agropastorale. Ecco, etnopop agropastorale, che è bellissimo perché tu sei riuscito poi a coniugare delle sonorità moderne e portare anche gli strumenti, non solo moderni, ma quelli anche di una volta, che li hai portati in chiave odierna, ecco, del 2000, degli anni 2000, degli anni 90. Sono ben 30 anni, se non sbaglio, che tu... 30 anni proprio nel 2025 che abbiamo infatti è uscita una pubblicazione di un libro con un disco live che abbiamo registrato nell'anno precedente, il 24, dove c'erano appunto 4 brani insieme a Elio delle Storie Tese e al Tenores di Nionelli, insomma. Quindi per esatto. noi degli amici di percorso molto, molto importanti. Esatto, ecco, com'è stato il tuo incontro con Elio delle Storie Tese? Ma guarda, con Elio già l'incontro risale a quasi 20 anni fa, a uno dei nostri primi festival che si chiama Voci di Maggio. L'abbiamo invitato assieme a Tonino Calteri e Rosino Nelli, che è stato tramite lui perché sono anche compari, Ecco, compari di nozze con Tonino, e bellissimo. quindi c'è questo rapporto che va oltre la musica, perché sai, tra persone serie e anche tra grandi artisti come Elio, oltre che un discorso musicale c'è anche un discorso umano dietro, che penso debba essere la base per poter avere un rapporto anche con un artista di una certa levatura. Elio si è dimostrato subito, addirittura pensavo fosse sardo di origine, invece no, lui mi dice che è milanese, anche lui si spaventa a volte perché dice anch'io molto spesso talmente mi immergo nella cultura sarda che penso di essere, Cioè, di aver avuto qualche, comunque, è impressionante perché tu... anche come, ma anche come caratteristiche somatiche, Esatto. non solo per quello, perché comunque è tanto vero che questo gli è valso appunto la cittadinanza sia di Orune che di Niuneli, figurati prima, Ecco, di due in Sardegna. Ma lui è una persona squisita, a parte che è un camaleonte,
è un grande polistrumentista e soprattutto poi ama mettersi in gioco nella cultura sarda e vuol conoscere, ha una sete di conoscenza, quindi ecco perché anche il fatto di vestirsi in costume sardo con Nioneli, il fatto di cantare a tenores con Nioneli è una cosa che comunque dà lustro a lui, ma dà lustro anche a noi, perché comunque qualcuno ha sposato in pieno la nostra cultura e grazie a Dio c'è gente che la vuole tramandare anche oltre le mura domestiche. Verissimo. Ecco, le registrazioni, sai, ci sono molti curiosi da casa che si chiedono, ma com'è registrare con grandi artisti come te e come Elio e come anche Dolce Ne, cioè con tante collaborazioni che tu hai fatto? Ah, Ecco, guarda, noi Maurini abbiamo fatto collaborazioni, la prima sicuramente che per noi è quella che è rimasta nel cuore, era con 4 anni di tournée con Pierangelo Bertoli, per noi è ecco, stato il nostro maestro di vita. ecco. E quindi già con Bertoli che canta in sardo con noi un brano Promissas che avevamo scritto noi, e ha fatto la prima sigla di Sardegna Canta in sardo, cioè con Bertoli, nazionale, l'abbiamo fatta proprio con lui, quando c'era ancora Gianni Medda appunto che dirigeva tutta la baracca di Sardegna Canta, diciamo. Mi ricordo che l'abbiamo girata a Tonara con Bertoli Certo. e tra un bicchiere di vino e una schitarrata e una canzone in sardo mi diceva sembra più spagnolo che non sardo. No, gli ho detto guarda che il sardo si assomiglia allo spagnolo, però comunque la nostra è un'identità completamente diversa, nonostante siano venuti qui per 800 anni a romperci le scatole gli spagnoli. Quindi. Certo. E quindi con Bertoli c'era questo rapporto veramente di amicizia perché lui è stato uno dei più grandi musicisti, cantautori del tempo. Per me era un sogno inarrivabile, per tutto il gruppo degli Stentales, però non so come, non so perché ce l'abbiamo fatta e ci siamo riusciti, insomma. Il Bellissimo. fatto che poi Bertoli abbia cantato con noi per 4 anni, proponendoci anche per andare insieme al Festival di Sanremo, che poi per una situazione che non è dipesa da lui, ma lui ci ha portato, siamo andati assieme, appunto al tempo c'era Pippo Baudo, Sì, e avevamo fatto una canzone che si chiamava Viene per noi e parlava della guerra in Afghanistan del tempo. certo. E la canzone Pippo Baudo ce l'aveva esclusa perché diceva che era troppo non guerrafondaia, era troppo attuale per i testi di Sanremo che parlano d'amore o di chissà quelle altre sciocchezze. E Ah, quindi siamo rientrati a casa, lui a Sassuolo e noi in Sardegna, però questo non ci ha proibito di collaborare. Abbiamo fatto circa in 4 anni, più o meno, dico, una settantina di concerti, caspita. siamo rimasti benissimo, tanto è vero che poi l'ultimo anno, che purtroppo lui è venuto a mancare il 7 ottobre del 2002, lo stesso giorno, il 7 ottobre, è mancato anche Augusto Adolio dei Nomadi, Sì, ironia della sorte, in anni diversi, e certo. anche Ernesto Che Guevara, sempre il 7 ottobre. Caspita. Noi siamo sbarcati per vincere il Festival di Napoli Certo. alla Palapartenope a Napoli nel 7 ottobre e lui purtroppo moriva al Policlinico perché aveva un brutto tumore al polmone. Vabbè, Mamma mia, sì, una grande, grande perdita perché assolutamente. poi Quelle persone che non hanno purtroppo un ricambio generazionale, perché persone come lui è non ne di- troveremo più. Poi Bertoli in Sardegna veniva già da quando faceva la promozione per il Vento Rosso, che era allora il partito comunista di allora, certo, e quindi conosceva la Sardegna in lungo e in largo, cantava Baronessa Tirannia, Non potrei posare, che le conosceva bello, meglio di me. che E mi bello. raccontava che girava sempre con una R4 rossa, ha girato alla punta estrema della Sardegna all'altra. Che bello, che bello. Guarda, veramente Gigi ci stai regalando delle pillole impressionanti perché questo canale sta incominciando adesso, perché è un canale piccolino, sta incominciando adesso a essere un po' conosciuto e molto seguito da tanti giovani. E questi giovani hanno bisogno delle pillole di saggezza. Quindi spendi due parole per questi giovani di oggi che tutti li demonizzano, ma io dico, i giovani hanno bisogno di incoraggiamento, hanno bisogno di conoscenza, non bisogna demonizzarli, perché dire i giovani sono tutti quanti delle schifezze? Non è vero, non è vero assolutamente, dobbiamo aiutarli e chi ha l'esperienza deve regalargliela, ecco questo. Spendi due parole per i giovani. Guarda, i giovani io penso che siano ormai purtroppo un fenomeno, non un fenomeno, un prodotto del consumismo, nel senso che siamo stati noi che abbiamo cercato di portare un'innovazione un po' troppo veloce nelle nostre case, in famiglia, dappertutto. Quindi tutto quello che ora vediamo è colpa nostra, nel senso che telefonini, Facebook, Instagram, tutte le cose che ormai stanno andando talmente veloci che non c'è più tempo neanche di fermarsi. Ti dico un aneddoto, mentre prima quando tornavi a casa tuo padre che rientrava da lavoro, tu bambino piccolo magari, e c'era ancora la televisione, perché comunque la televisione
non era in tutte le famiglie, almeno quando ci siamo allevati noi che c'erano. Certo. Quindi il fatto era che il padre arrivava a casa per mangiare insieme ai figli e alla famiglia, spegneva la televisione e in quell'ora e mezzo di pranzo si parlava con le persone. Esatto. Adesso uno arriva a mezzogiorno e pranza, l'altro arriva a mezzogiorno e mezzo e pranza, l'altro arriva all'una, l'altro non pranza per niente e rimane in cameretta. Cioè alla fine in famiglia non c'è dialogo e questo dialogo porta appunto a una discontinuità familiare, nel senso che ognuno non si sente neanche, come si dice, coinvolto in questo nucleo familiare e quindi decide di fare le cose che non si dovrebbero fare, come per esempio il fatto di portare rispetto per gli anziani, il fatto di dare a voi, a delle persone più grandi di te, perché comunque non abbiamo fatto la scuola assieme, quindi Certo. assolutamente glielo devi, perché mi stai capendo. Certo. Il fatto quando uno ti chiede una cosa che devi comunque, perché prima c'era il rapporto di vicinato, se mancava una cosa al vicino di casa, vai compra lì, vai portagliela dalla bottega, insomma, vai Giusto. prendergli lo zucchero, il caffè, vai portagli il limone, portagli il prezzemolo, e si faceva. Ora quasi quasi questi ragazzi d'oggi non hanno vissuto quell'epoca che abbiamo vissuto noi, quindi questa forma di rispetto gli viene a mancare. Io direi che bisogna prima partire dalla radice nostra storica, cioè il fatto dell'appartenenza. Noi apparteniamo a una cultura ancestrale, agropastorale, che comunque è solida, la radice è buona, quindi Certo. il frutto cresce meglio. Se vogliamo andare avanti, partiamo da quella radice, da quella base e prendiamoci quello che c'è di buono in questa terra, soprattutto valutando quello che ci può servire per arrivare a degli obiettivi e quello che deve comunque tenere fede a quella preistoricità, passami il termine, Certo. arcaicità o Certo. simpaticità, chiamiamola così, che però ci fa diventare uomini. Che un uomine che non ha paragola non vale da nulla. Bellissimo, bellissimo, grande Gigi. Ecco, sono molteplici le tue collaborazioni, tra cui anche Eugenio Finardi, insomma Tullio De Piscopo, sono stati veramente tanti, e tra cui anche Cristiano De Roberto André, Vecchioni, Roberto Vecchioni, poi c'è da dire anche Cristiano De André, che insomma è un altro pezzo di sardo, di sardità, chiamiamola come vogliamo. Ecco, il papà è stato devoto alla nostra terra, ecco, quindi guarda anche lì Mauri con De André è stata una bella esperienza di un anno, ecco, raccontami un anche po'. per un motivo. Quando lui è venuto, ha passato una settimana qui da noi, perché noi, oltre a Velloville, abbiamo anche un'azienda agricola, abbiamo anche comunque un agriturismo, un B&B, e quindi si fermano, o gli artisti si ferma qui, non va in ristorante Certo. o in albergo, rimane nella nostra azienda, che è appunto a pochi passi da Nuoro, nella strada per Orgosolo, Barbe Sì, Manna, sì, dove i miei avi hanno vissuto. Però c'è un fatto, quando è venuto De André qua, è venuto anche lui con la voglia di conoscenza. Prima siamo andati a Villa Grande Strisaili da degli amici, insomma, perché lui ha fatto ha fatto il bagno nelle cascate di Baumela lì, quindi un posto bellissimo, caspita. ed è rimasto affascinato. Poi abbiamo pranzato in questo ville di questo amico e poi l'indomani avevamo una visita a Orgosolo, Sì, ok? Passando per Orgosolo siamo passati prima a vedere un murales del padre che hanno dedicato appunto al padre a Orgosolo, e lì è uscito un uomo di 85 anni che con del vino bianco è venuto subito. Ah no, ma questo non è su Vizio Fabrizio, questo l'ha conosciuto subito, perché c'era il murales di fronte. No sì, anche babbo tuo è stu nomine, poi lo traduco, tuo padre è un uomo veramente de gabbale, valente. Perché? Perché nonostante il sequestro, quello che gli abbiamo fatto noi sardi, è rimasto in Sardegna ed ha continuato a vivere e lavorare in Sardegna. ma E veramente. soprattutto non ha denunciato gli esecutori materiali del fatto, ok, non si è costituito parte civile, ma voleva sapere chi era il basista che aveva dato l'input per sequestrarla. Cioè, allora, quando tu senti queste cose, sono veramente uomini d'altri tempi, Sì, che sì, 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 comunque oggi non troverai più una persona così come Di André, certo. perché uno dopo che gli fanno che è la peggiorazione che si possa fare a un uomo, portargli via la libertà, Sì, questo sì, sì. è assolutamente chiaro. Però il fatto che comunque sia rimasto qui, non abbia denunciato e tutto, questo te la dice lunga. Ecco perché comunque Fabrizio nutriva di una grandissima stima in Sardegna. Seconda cosa, quando siamo saliti con questi amici di Orgosolo che hanno fatto la cortesia di accompagnarci, siamo saliti nella punta più alta del Supramonte, che si chiama Punta San Giovanni. E lì Cristiano mi ha detto, ma mi dici qual era la prigione di mio padre? Mamma Perché da mia. lì vedi tutto. Cioè, Allora gli ho detto, guarda, tuo padre ha scritto Hotel Supramonte, ma sì, al Supramonte non c'è mai passato. caspita. Perché comunque, stando ai fatti che raccontano le cronache, la prigionia di De Andrea è avvenuta a Montelerno, nel comune di Pattada. Ecco. Quindi
Orgosolo è stato soltanto un capo espiatorio, nel senso del Supramonte, perché era affascinante il titolo, Certo, era affascinante come suonava, insomma, però è rimasto un po' così, un po' perplesso, no? Perché quasi quasi voleva andare a visitare la grotta dove hanno tenuto il padre, a ci parte che credo. sarebbe stata una grotta comunque che sapeva soltanto chi l'ha portato lì come fare, però aveva questa cosa. E quindi questa cosa in ogni caso mi ha colpito, quindi raccontargli di questa situazione comunque ha capito anche il fatto della nostra realtà, insomma, Ecco. montanara e comunque culturale. Quindi anche E lui, basta, questo mi ha an- affascinato. quindi Dimmi. anche lui come il papà si sente un po' appartenente alla Sardegna. Allora, sì, devo dire che si sente appartenente alla Sardegna, però la vive in maniera un po' diversa, perché Diverso. comunque, essendo anche un po' più giovane, è normale che non puoi tagliare i punti. De Andrea e Fabrizio se lo poteva permettere per dire non andiamo a Milano, a Roma, non ce ne frega niente, tanto le Certo. grosse major vengono in Sardegna a Esatto. cercarmi. Però uno come Cristiano, uno come gli altri, deve andare lui da loro perché Certo. sennò Certo. non funziona. Grazie Gigi. Ecco, qualche obiettivo per questo 2026, se c'è e se si può dire chiaramente. Allora, abbiamo diversi obiettivi, a parte una bella tournée che comunque spero parta presto, però c'è un brano che abbiamo fatto, questo lo posso dire, contro i femminicidi, contro la violenza sulle donne, una bella canzone dove parteciperanno 5 artisti nazionali a questo brano che hanno già registrato. E il mio sogno è quello di poterlo presentare in un panorama un pochettino più vasto, siccome l'ispirazione è stata anche, penso, una delle prime donne che hanno purtroppo subito violenza, che era la Beata Antonia Mesina di Orgosolo, Sì. nel 1879, se non vado errando. E quindi questa cosa mi ha affascinato. Posso fare soltanto un nome per adesso che ha collaborato con noi musicalmente, Paolo Fresu. Ah, che bello. Ok? Certo. Gli altri nomi sono tutti nomi di rilevanza nel panorama musicale italiano, cantautori, che però per ora non sveliamo niente. La canzone si Certo. intitola Promesse mascherate. Benissimo. Grazie Gigi, grazie infinite per il tempo che ci hai dedicato, che il tuo tempo è prezioso. Sei un'enciclopedia di esperienza, quindi ti ho ascoltato volentieri, ti hanno ascoltato volentieri i nostri tre spettatori. Seguiamo tutti Gigi Sanna e gli Stentales che veramente sono un gruppo di quelli formidabili. Grazie Gigi, Grazie per la bontà a voi, ah, come da ciao, a Sannos. presto, a Trusano, De Vollera.